Amici bellini, perdonate il ritardo, lo so, ve l'avevo promesso questa mattina presto, ma vedete il sonno, purtroppo il lavoro era lontano, c'è stato molto da guidare e da tornare a casa in tempi assurdi. Spalletti, le parole di Spalletti, la lunga conferenza stampa, basta ascoltarlo a velocità raddoppiata e tutto a posto. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici miei, benvenuto Kid Milan, iscriviti ricambio. Vabbè, nel frattempo iscrivetevi perché le notifiche sul canale iscrivetevi al canale, lasciate un like per questi approfondimenti che sono giornalieri. Oggi lo chiamiamo giorno 3, ma ci riferiamo comunque al giorno 1. Fatemi vedere che cosa è successo, ma sì, in realtà, perché noi adesso parliamo della situazione di Spalletti che ci ha detto delle cose anche importanti, ma mi mandano su Instagram degli amici, mi mandano il debutto di Nuno Tavares all'Arsenal, dove ha segnato pure, ha giganteggiato, mi dice l'amico, ha segnato proprio il taglio da sinistra, il controllo, un po' mano, piedi, petto e coscia, peccato tutto petto e gol di destro dalla sinistra, il gol a giro di Nuno Tavares all'Arsenal. Mentre noi dobbiamo aspettare. Allora ragazzi, andiamo per ordine, perché con ordine, in ordine, su ordine. A proposito di ordini, io ringrazio tutti gli amici che sono abbonati al canale, gli abbonati bellini, perché ricordate che dal 1° agosto io cancellerò gli amici bellini e cancellerò gli amici bellini di Shotsim, ma resteranno solamente gli abbonati bellini. Voi mi contattate su Telegram e poi io vi aggiungo al gruppo dedicato agli abbonati, quindi grazie a tutti, lo potete fare, sapete come fare, è inutile che ve lo spiego, ma passiamo senza indugio alle taccuini che praticamente ci spiegano così. Ragazzi, Spalletti inizia la conferenza così come la finisce, sottolineando una cosa fondamentale: la qualità dei calciatori, i giocatori forti. Bisogna che i giocatori siano forti. Comincia dicendo così e finisce dicendo così, quasi anche a togliersi un po' di responsabilità, un po' a responsabilizzare giocatori e società, perché questo è quello che dobbiamo evincere da questa cosa. Giocatori che già siete qui, mi dimostrate che siete forti, che sapete prendere delle decisioni, che volete farlo, eccetera eccetera, e dare di più nell'aiuto alla squadra. 2. Società, tu mi dimostri che veramente vuoi farlo questo campionato, il doppio impegno, perché poi lui parla tranquillamente, dice servono le coppie, servono 23-24 giocatori tutti forti, perché altrimenti quando poi dobbiamo fare il turnover di giovedì, ci sta dicendo che l'Europa League non la possiamo giocare se non ci sta la panchina all'altezza, perché devono riposare, perché altrimenti non arrivano fino alla fine della stagione, ed è giusto, ed è giustissimo. Un pochino però lui si toglie da mezzo alle botte, questo pure bisogna dirlo, e dice sì, l'allenatore viene di conseguenza rispetto ai giocatori, io non è che posso fare i miracoli, ecco, diciamoci quello che, no, senza filosofeggiare, lui ci sta dicendo io non posso fare miracoli, se un calciatore che tenga a disposizione è scarso, detto proprio in Napoli in toscano, e purtroppo questo è. Quindi però lui aggiunge, incalzato, dice ma sei aziendalistici, io non chiederò di fare debiti e spese pazze, ovviamente, ma senza la squadra forte non arrivi in Champions League, perché se l'obiettivo è arrivare in Champions League per risanare anche un po' il bilancio ed avere un'ulteriore entrata nel fatturato, quei soldi della qualificazione Champions, devi farla la squadra. Questa è la cosa che spesso abbiamo detto anche con Guido Gentili, tu non puoi basare il tuo fatturato sull'ingresso in Champions senza fare l'investimento da Champions. Il Napoli di solito si è sempre trovato così, arrivi in Champions, quindi fai gli acquisti dipesi da quelle entrate così. Invece no, tu dovresti fare l'investimento per andare in Champions, cioè per l'obiettivo. Non è che tu raggiungi l'obiettivo magari perché ci sono pochi avversari, l'Inter, il Milan, la Lazio, la Roma, che erano venuti meno, e tu con quell'obiettivo poi fai gli investimenti. No, dovrebbe essere al contrario, dovrebbe essere che tu fai gli investimenti per andare in Champions, ma è complicato
complicata perché il mercato comunque è bloccato, e quindi lui ci dice della panchina, ci parla anche un pochino dei moduli, ci conferma il 4-2-3-1, ma ci fa capire che ci saranno delle cose anche per tenere i calciatori sempre sul pezzo, sempre stimolati, non saremo bloccati in un modulo. Ci ripete che il 4-3-3 è facile da fare nel momento in cui parti 4-2-3-1, il vertice alto che scala al centro del centrocampo, anche se lì, questo è un indizio che vi ho detto qualche settimana fa, la prima conferenza, lì ci può andare a quel punto solamente uno Zielinski o un Elmas. Se ci metti un as diventa complicato far diventare un as un centrocampista, in quel caso è una vera e propria seconda punta se ci metti un as sotto punta, e lui li sta provando. Elmas sarà un bel dilemma, ragazzi, perché Spalletti ha intuito subito che il ragazzo, come sempre, molto attento, molto disponibile, molto sul pezzo, che si vuole impegnare, che dà quel di più che lui vede già fare a Dem, che vede fare a Osimhen, cioè quella voglia di dare qualcosa in più, vedere dove sta la palla, aggredire anche nella fase difensiva, perché la cosa importante è la fase difensiva, e lui lo vede sotto questo punto di vista. Ecco perché potrebbe Elmas rientrare in un discorso anche dei due centrocampisti. Lo so, e voi nei commenti me lo potete scrivere tranquillamente, ma Elmas può fare solo la mezzala, Elmas può fare solo il trequartista, Elmas può fare solo il vice Insigne, Elmas può fare un po' tutto questo se ha il minutaggio a disposizione e se lo fa con un po' di continuità. Per me potrebbe farlo anche a centrocampo, anche se è una di quelle zone cruciali dove Spalletti lo chiede, devono fare più chilometri degli altri, devono aggredire alti, devono girare la testa, ma ne parliamo per il fatto di girare la testa, ne parla di Dem, è bellissimo. Dopodiché, quindi queste sorprese, ci parla anche un pochino della nazionale che ha fatto delle cose diverse e quindi i giocatori si sono divertiti bene. Dopodiché si parlerà di Insigne e lui ci dice fermiamo queste domande su Insigne e sul contratto, perché si deve incontrare con ADL, gli uomini forti, i destini forti, due personaggi, sia Insigne che ADL, di grande personalità, si devono incontrare e devono arrivare ad un compromesso. Non c'è niente di strano, è quello che stiamo dicendo da un po' di tempo. Ci deve essere un compromesso, che per me è il continuare quello che è lo stipendio adesso, confermarlo senza chiedere clamorosi aumenti che nessuno si può permettere, senza chiedergli di rinunciare all'attuale stipendio perché nemmeno è una cosa carina. Bisogna continuare lì, è il tuo capitano alla fine, il numero 10 della nazionale. Mi sembrerebbe strano il contrario. Oltretutto mi sembrerebbe anche strano in questo mercato che qualcuno metta i soldi veri, quelli che poi fanno spostare i giocatori rappresentativi. Però ricordiamo che l'Atalanta si è tolta il suo capitano numero 10 Gomez ieri a campionato in corso, e comunque hanno fatto un grande campionato perché avevano i giocatori anche per sostituirli e un'idea di gioco per sostituirli. Il Napoli è sempre un po' dipendente da Insigne, dal suo stato di forma a livello di gioco. Dobbiamo vedere se Spalletti riesce ad ovviare a questa dipendenza, perché tutte le palle passano per Insigne alla fine, il lato forte, il lato debole, ci si appoggia molto su di lui. Ecco che se Spalletti si inventa qualcosa, vediamo di essere meno dipendenti da Insigne a livello di gioco, così lui lo può anche sostituire un po' e non farlo arrivare tremendamente scarico alla partita di Napoli-Verona, che poi invece sarà Spezia-Napoli, perché il Napoli Spezia l'ultima di andata e anche l'ultima di ritorno. I portieri restano un dubbio. Amletico non vuole sbilanciarsi anche perché non li ha visti ancora all'opera e quindi sicuramente lui li vuole sentire parlare. Questa è una cosa che lui dice anche di Koulibaly, dice io già sapevo che era fortissimo ma lo sento anche parlare in campo. Importantissimo perché Koulibaly, il gigante buono, a volte troppo buono, ma ha uno spessore e un'importanza nello spogliatoio, i giocatori lo rispettano tantissimo, quindi se Koulibaly dice una cosa i giocatori la fanno, quindi questo è importante. E secondo me vorrà vedere l'impatto di Meret e Ospina nello spogliatoio e sul campo, perché questo abbiamo sempre detto di Meret, molto bravo tra i pali, però deve parlare un po' di più, deve imporsi sulla linea difensiva, e quindi lui lascia aperta la porta al fatto che fa l'esempio, io avevo
Szczesny e Alisson, due potenziali titolari, ce li siamo tenuti tutti e due, poi uno giocava di più, uno è stato venduto. Insomma, questa sarà ancora un tema di dibattito per tutta la stagione, a meno che lui non decide, gli affida la porta e il secondo resta secondo. I centrocampisti devono pressare in avanti, quindi ci sarà quest'idea probabilmente di pressing. E poi, ovviamente lui dice i giovani vanno bene perché lo incalzano sui giovani, Gaetano, Tutino, eccetera eccetera. I giovani vanno bene, ok, ma noi non dobbiamo lanciare i giovani, noi dobbiamo arrivare quarti, lo dice tranquillamente. Quindi dice sì, vanno benissimo i giovani, qualcuno potrebbe pure rimanere, ma non è che arrivi in Champions League facendo esordire i giovani, perché se non sono stati pronti finora è difficile che sono pronti adesso. Serve qualcosa di più. Lui parla di campioni, di supercampioni, di extracampioni, non vuole diminuire nessuno nel giudizio, però le cose si evincono anche quando parla dei terzini, perché lui è chiaro nel dire che Di Lorenzo ha un motore importante che ti garantisce sia spinta che difesa. Quando parla di Malquit lui dice che sì, c'ha una bella gambetta, che riesce ad arrivare al cross, nel senso che spinge molto. La fase difensiva di Malquit va rivista, però lui si sente quasi più tranquillo, perché lui dice, quando lo incalzano su Florenzi, una domanda secondo me assurda, e lui dice vabbè, comunque tra Di Lorenzo e Malquit stiamo abbastanza bene, un terzino come Florenzi non ci azzecca in questo momento, abbiamo altre priorità, perché dice dobbiamo capire Gulam che giocatore è diventato, se lo è, se ancora può giocare. E quando parla di Mario Rui lui insiste, e questo ve l'ho detto prima, io l'ho detto all'ufficialità di Spalletti, vi ho detto lo conosciamo bene. Spalletti, pur di non dire capite, Scarz, come lo disse anche con la Roma, disse bravo tecnica, ha detto è bravo tecnicamente, lo devi tenere sempre il pallone per non metterlo in difficoltà. Lui vede Mario Rui molto alto, come alla fine ha fatto anche Gattuso contro l'Inter, eccetera eccetera eccetera, proprio per non metterlo in difficoltà nella fase difensiva dove Mario Rui è carente. Quindi la cosa buona di Mario Rui, il piedino morbido, le pallette morbide, tutte queste cose diminutive che dice Spalletti, ma se gli fai fare troppa fase difensiva male proprio prendi gol, quindi questo è un problema. E poi a proposito di fase difensiva ha parlato anche della coppia K2 Manolas, e qui ci dice una cosa quasi ancelottiana, nel senso che ci permette di stare molto alti, perché se arriva la pallata alle spalle dei difensori loro sono veloci e la possono recuperare. Non mi piace sta cosa, perché questa idea troppo positiva di recupero, di metterci una pezza con Ancelotti non andò bene, però mi dà l'impressione Spalletti che questi recuperi poi alla fine non vengono lasciati al caso e alla lettura individuale. Lui lavorerà molto di reparto, tutto parte da una difesa di reparto e di squadra, perché sono gli attaccanti che dovranno fare dei movimenti, altrimenti i difensori vengono persi. Questa cosa è vera anche all'epoca di Ancelotti. Ora non so se Ancelotti non ha curato tanto questa cosa qua e Spalletti lo farà, speriamo di sì, perché evitiamo di prendere gol facili, perché poi abbiamo sempre il possesso, il dominio, e poi pigliamo la siringhetta, non va bene. Su K2 insiste che è un capitano, attenzione, questa è una cosa, lui dice un vice capitano perché comunque è molto rispettato nello spogliatoio. Questo è anche un indizio, perché se il signore vuole andare, se non si trova un accordo, ecco che il capitano è K2. Però notizie di mercato, all'epoca ricordate che il Napoli ha rifiutato 40 milioni per Koulibaly, questo poche settimane fa. Oggi leggo due articoli, parla il Corriere dello Sport, dice no, il Napoli ha rifiutato 20 milioni dal Manchester United, un altro articolo sempre Corriere dello Sport, l'offerta del Manchester era di 30 milioni. Capiamoci, fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne sapete, perché a quanto pare Koulibaly ha chiesto tramite il suo agente di essere ceduto, cose nuove, perché abbiamo sempre detto, un mese fa abbiamo detto Koulibaly non punta i piedi, tutti gli anni non ha mai puntato i piedi, adesso vuole essere ceduto, ma per meno di 50 milioni non se ne va. Se è così Spalletti viene accontentato e Koulibaly resta a Napoli. Il problema sarà probabilmente capire Fabian, perché se lui mi parla di Demme e mi dice già un grande regista, deve solo girare un pochino di più la testa perché così si accorge delle cose, ma lo fa meno nella condizione di difendere, ma più per capire dove può lanciare a scavalcare, allora può essere che la pedina sacrificabile possa essere Fabian, se arrivassero offerte, perché leggo anche non ci sono offerte per Fabian.
e lui dice: Bobotta io lo seguivo anche quando stavo all'Inter, mi fa piacere vederlo, bisognerebbe poi, capito, se va via Fabian resta Bobotta, Demme, devi capire se vuole utilizzare Elmas in quella zona e ne serve un altro che è più incontrista. Questo penso sia il conquibus di quando si parla di servono giocatori forti però non devono i soldi. Alla fine questo è il compromesso, signori miei. Poi aggiunge che le altre che è difficile arrivare, lo ribadisce che è difficile arrivare in Champions e che è difficile lottare per il titolo, difficilissimo lottare per il titolo, e dice inutile guardare al passato quando io sono arrivato con l'Inter eccetera eccetera, perché dobbiamo guardare in avanti perché tutte migliorano. E quando dice questa cosa qua lui si riferisce a quelle che hanno avuto dei problemi l'anno scorso, Juve, Roma e Lazio, che hanno tutte migliorato perché la Juve ha ripreso Allegri, la Roma ha preso Mourinho e quindi si immagina avranno un impatto più aggressivo sul campionato, e la Lazio ha preso Sarri. Se lo fanno lavorare, se gli danno una squadra a disposizione, sono tutte dei potenziali pericoli che ci potrebbero mangiare in testa la Juve per il titolo e la Roma e la Lazio per racimolare punti per quel quarto posto che noi ci giochiamo sempre con Atalanta, Milan, Inter, Juve, Lazio e Roma, perché questa è la verità dei fatti. K2, il Corriere dello Sport, migliorano tutti così. Io penso che più o meno questo è, ragazzi, è venuto lungo, ma se 15 minuti di video rispetto a un'ora e 20 di sarebbe, penso che potete lasciare un like per il dono della sintesi. Se mi sono dimenticato qualcosa voi me lo scrivete nei commenti e lo commentiamo insieme. Di conseguenza aspettiamo novità di mercato che non arrivano. Le magliette abbiamo capito, rischiamo brutto, perché proprio un giorno prima, 2 giorni prima del campionato si rischia brutto. L'importante è che arrivano alla squadra, poi noi tifosi la vedremo probabilmente a novembre questa maglietta, ma non fa niente, questo è il visionario, che poi il visionario, fatemi capire, il visionario non le autoproduce, grande idea, sta bruciando le tappe, cioè il discorso è sta bruciando le tappe, cioè tu mi volete convincere come narrativa che sta bruciando le tappe, arriviamo a un giorno dall'inizio del campionato, stai bruciando le tappe, e fatto tardi prima lo dovevi fare, perché alla fine autoproduce, alla fine viene comunque prodotto da EA7, il design, comunque ci sarà il marchio, così ci dico. E allora che fa? Che visione, che hop! Lasciamo perdere. Da New York, Valerio Fluido è tutto, forse, vediamo se... Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io mi ricordo come mi chiamo,